Il nome di Alberto Stefani come candidato del centrodestra alle prossime regionali sembra mettere d'accordo Lega e Fratelli d'Italia. Le voci si rincorrono ormai dal 9 di aprile, dopo che la Consulta ha messo la pietra tombale sul terzo mandato di Luca Zaia. Il condizionale però è d'obbligo, non c'è nulla di certo e prima di avere una prova ci vogliono almeno 3 indizi, come si dice. Non commetto ricostruzioni fantasiose, prive di qualsivoglia fondamento. La risposta tranchant di Luca De Carlo, coordinatore regionale veneto di Fratelli d'Italia, che frena ogni pettegolezzo. Anche dal Carroccio nessuna conferma. Sono rumors e vedremo. Quello che a me spaventa è l'ipotesi che leggiamo oggi sui giornali e che ci sarebbe, in cambio della candidatura di Alberto Stefani, le candidature dei comuni capoluogo di Venezia, Padova e Verona. Se questo fosse vero sarebbe demenziale, cioè, lo dico in maniera chiara e netta. E sarebbe demenziale perché rinunciare a priori a territori così importanti e anche storicamente per la Lega così importanti, tra l'altro rinunciando senza coinvolgere il territorio. Insomma, io vorrei sperare che, insomma, un briciolo di leghismo ci sia ancora nella Lega e quindi che immagino che a decidere le candidature di Padova, di Verona, di Vicenza, di qualsiasi altro comune siano i territori, non sia sicuramente una regia romana, perché sarebbe davvero inaccettabile. Se la Lega non vuole cedere ai compromessi regalando i sindaci delle città capoluogo, dal partito di Giorgia Meloni nessuna parola sulla situazione della possibile trattativa. Il futuro della regione non deve intrecciarsi con le dinamiche romane, prosegue poi Roberto Marcato, fedele allo spirito leghista legato esclusivamente al territorio. Noi non dobbiamo preoccuparci di garantire un nome, noi dobbiamo preoccuparci di garantire un futuro al Veneto e ai veneti. Arriviamo da un'esperienza di Luca Zaia e dei suoi collaboratori, perché non è stato Luca Zaia, appunto. Luca Zaia ha avuto una squadra importante, che abbiamo gestito il Veneto con grande passione e con grande competenza. Ecco, bisogna garantire questo. Lo farà Alberto Stefani, lo farà un altro, lo farà un'altra, lo vedremo. L'importante è garantire questo, e per quanto mi riguarda l'importante è che il candidato o la candidata siano della Lega. Io voglio sperare che la candidatura che arriverà in Veneto sia la migliore per i veneti, non per le nomenclature romane, di cui non mi interessa assolutamente nulla.